Buonasera, i titoli di Sicilia 24. Dopo l'incendio della scorsa notte, Fontanarossa riapre parzialmente con 2 voli all'ora. Abbiamo raccolto le testimonianze dei passeggeri spaventati in fuga al terminal invaso dal fumo. Nelle loro parole la paura, ma anche la rabbia per le carenze nel funzionamento del sistema di allarme e la disorganizzazione. Sono quasi 40.000 al giorno i passeggeri che rischiano di vedere compromesse le vacanze in Sicilia e gli appuntamenti di lavoro. Dirottati negli altri scali siciliani e calabresi, viaggiatori rimasti a terra e quelli in arrivo nell'isola, segnalati disguidi e ritardi. Le associazioni dei consumatori chiedono il rimborso dei biglietti. Richiamo della Commissione regionale antimafia su un appalto antincendio da 10 milioni del consorzio Autostrade. Invocate legalità e trasparenza. Blitz antimafia a Palermo, adesso si applica il reato di ricettazione per chi sostiene con soldi sporchi i parenti dei detenuti, 20 arresti. Pugno duro ad Acireale per chi abbandona i rifiuti in strada e non rispetta la differenziata. Le telecamere registrano tutto, gli incivili vengono multati e rischiano anche il sequestro dell'auto. La cantante Giorgia incanta il Teatro Greco di Siracusa per l'unica tappa siciliana del suo Blue Live Outdoor, una notte di musica tra classici e nuove hit. Calcio, Catania sempre attivo sul mercato, si attende l'ufficialità per l'acquisto di 3 centrocampisti e 2 attaccanti. La Neri continua il lavoro per completare l'organico in vista del ritiro. Buonasera e dunque benvenute e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Lo sentivate dai titoli: dopo la chiusura per l'incendio di Fontanarossa riapre con 2 voli ogni ora. Altri aerei decolleranno dagli altri aeroporti siciliani in attesa della piena operatività appunto dello scalo di Catania. Ma sentiamo tutto da Luca Ciliberti. Si riparte dal Terminal C dell'aeroporto di Catania. Solo 2 voli ogni ora a partire da stasera. Normalmente ne partono 22 l'ora, ai quali si aggiungono i movimenti degli aeromobili vuoti richiamati a casa base dalle compagnie aeree. Una buona notizia dunque dopo l'incendio che ha colpito la zona arrivi del Terminal A, che anticipa la riapertura dello scalo etneo che inizialmente era prevista per mercoledì prossimo. Invece già da stasera Catania tornerà a volare. Ma come? Il vertice in prefettura ha fatto chiarezza. L'organizzazione dei 2 voli l'ora spetterà alle compagnie che, come auspicabile, cercheranno di garantire le tratte di continuità territoriale, quindi Roma come principale hub nazionale ed internazionale e Milano come scalo più a nord. La gente non deve andare in aeroporto, può farlo solo ed esclusivamente se la compagnia gli darà l'indicazione che partirà il volo. La gestione operativa passerà, come detto, tutta dal piccolo Terminal C. Saltato il sistema integrato di comunicazione, sembra che le fiamme infatti abbiano distrutto la centralina della Telecom. Ogni organo di controllo dei viaggiatori si sta organizzando in emergenza, mentre i tecnici lavorano per ripristinare i danni. Da SAC fanno sapere che è già in corso la bonifica dell'area interessata dalle fiamme. È stata convocata per la pulizia la stessa ditta che si è occupata qualche anno fa del ripristino e della pulizia dell'aeroporto di Fiumicino, colpito da un incendio. La società di gestione, in coordinamento con ENAC ed ENAV, si è attivata per la riprogrammazione degli altri voli sugli altri aeroporti limitrofi per la riprotezione dei passeggeri. Avevamo appena battuto un record di passeggeri giornaliero perché avevamo processato 46.000 passeggeri in un giorno, quindi non è facile adesso spostarli e ovviamente questo è un danno per tutti e io intanto ringrazio la disponibilità che ho avuto non solo dell'altro nostro scalo che è quello di Comiso, che è già saturato, tutta una serie di voli che sono stati riprotetti lì, ma anche gli altri scali gestiti dai miei omologhi, quindi parlo di Palermo. Il professore Riggio mi ha dato disponibilità immediata e si sono attivati per come possono, naturalmente lui come l'aeroporto di Trapani e quelli della Calabria. Per stabilire cosa abbia causato l'incendio è stata istituita una commissione d'inchiesta ENAC. E dunque ci sono stati momenti di panico a Fontanarossa nel racconto dei passeggeri che abbiamo appunto registrato. C'è chi scappa, chi urla, chi piange, alla fine non ci sono feriti, ma c'è chi punta il dito contro i sistemi di emergenza. Il fumo che avvolge tutto il Terminal A, il lungo intervento dei Vigili del Fuoco, l'inchiesta della Procura dell'ENAC, l'ente nazionale di aviazione civile, che vogliono vederci chiaro. Orazio Longo.
Sono le 23:29 quando scatta l'allarme. In 2 minuti il fuoco diventa incontrollabile. Divampa l'incendio. Il fumo nero, caldo, soffocante avvolge tutto il Terminal A, dalla zona arrivi al pian terreno alle partenze al piano di sopra. A Fontanarossa c'è grande concitazione e panico tra i passeggeri e non solo. Si cerca di scappare. Nel fuggi collettivo c'è chi grida, chi piange, chi viene spinto all'esterno dal personale della sicurezza che urla fuori tutti. Ecco il racconto di quei momenti da chi li ha vissuti in prima persona. Avevamo già oltrepassato il gate, aspettavamo che aprissero le porte per salire sull'aereo. A un certo punto iniziamo a sentire urla, uscite, non è suonato nessun allarme. Abbiamo iniziato a vedere il fumo nero. Siamo corsi verso le piste e la scena era surreale proprio. Cioè l'aeroporto era completamente nero, è come se ci fossero tutte le luci spente. E dopo siamo usciti fuori, il fuoco è ancora acceso, non si vede niente. Spento l'aeroporto, spento tutto. Ed non l'abbiamo saputo niente, siamo scesi giù, siamo andati là vicino dove ci sono i pulmini. Siamo rimasti alla fine lì 3 mesi, 4, dopo l'hanno portata a noi qua. Per fortuna non ci sono stati feriti, ma solo qualche persona intossicata e sotto shock. 3 ore è durato l'intervento dei vigili del fuoco per spegnere l'incendio e bonificare l'area. Vigili del fuoco che torneranno nelle prossime ore per ulteriori e più approfonditi accertamenti tecnici. Distrutta, come si vede dalle immagini, la zona che si trova in corrispondenza con la porta est al pian terreno, vetri saltati, tetto annerito e sul pavimento un grosso strato di fuliggine. L'aria, ancora diverse ore dopo, risulta irrespirabile. Tutte da stabilire le cause del rogo, che però sembrerebbero legate al malfunzionamento di un climatizzatore andato in cortocircuito. E adesso è la procura che vuole vederci chiaro, capire se i sistemi di emergenza hanno funzionato oppure no, prima di inserire nel fascicolo dell'inchiesta, al momento senza indagati, l'ipotesi di reato. Incendio colposo o doloso? Attendiamo la relazione sul caso e poi decideremo, ha spiegato il procuratore Zuccaro. Faremo accertamenti anche su interventi e prevenzione. Anche l'ENAC, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, ha istituito una commissione d'inchiesta. Questo nel racconto di quello che è avvenuto, ma adesso rabbia e caos tra i gate chiusi dell'aeroporto di Catania. Sono 120.000, pensate alle persone che in questi 3 giorni previsti di chiusura fino alla completa riapertura dello scalo subiranno notevoli disagi. Terminali fuori uso in aeroporto, disorganizzazione e passeggeri desolati che attendono di trovare risposte e soluzioni. Eva Spampilato. Passeggeri nel caos, spaesati, arrabbiati, senza una meta e senza indicazioni da parte delle autorità competenti, attaccati ad un telefono perennemente in attesa della risposta del centralino di una compagnia aerea che possa dire chiaramente cosa fare, dove andare, come arrivarci e soprattutto come tornare a casa o raggiungere la tanto sognata meta delle vacanze. È un'ora che giro, nessuno mi sa dare informazioni, mi devo arrangiare a trovare un numero. Io ho un volo con la Lufthansa, devo contattare la Lufthansa. Speriamo in un rimborso, anche se l'assistenza clienti di EasyJet è nulla. E se pensate che la situazione sia circoscritta solo alle persone che vedete vagare in cerca di una risposta davanti al Terminal A, vi sbagliate, perché sono 120.000 i passeggeri complessivamente coinvolti dallo stop dello scalo Etneo. L'aeroporto di Catania aveva da poco battuto un record con ben 46.000 passeggeri di passaggio in un giorno. Secondo le prime stime comunicate da Italia Rimborso, l'aeroporto di Catania serve 91 destinazioni, di cui 24 italiane, collegate con 229 movimenti. Il problema adesso è che non ci sono posti disponibili sui prossimi voli sino a venerdì sera. Un'altra alternativa potrebbe essere quella di cambiare l'aeroporto di destinazione e quindi non fare scalo a Fontanarossa a Catania, ma invece di atterrare nel mio caso a Palermo, con tutte le conseguenze poi del caso. Intanto sono stati dirottati quasi una ventina di voli da Catania a Palermo, ma il numero certamente crescerà nelle prossime ore. Aero Italia ha annunciato che solo per il 18 e 19 luglio incrementerà i voli diretti da Comiso, operando 3 voli al giorno tra l'aeroporto Ragusano e Fiumicino e fino a 2 voli al giorno tra Comiso e Bergamo. Anche ITA ha riprogrammato sull'aeroporto di Comiso i propri voli catanesi. Inoltre sono stati organizzati, d'intesa con Trenitalia, numerosi treni speciali dallo scalo Etneo a Palermo. Chiudiamo questa ampia pagina dedicata appunto a quello che è accaduto nello scalo, l'incendio dello scalo di Fontanarossa. Ora adesso andiamo a Messina, perché oggi la Commissione regionale antimafia ha puntato gli occhi sul Consorzio Autostrade Siciliane, considerato uno dei centri di spesa maggiori della regione Sicilia appunto, e al centro di diverse inchieste della magistratura. Francesco Triolo.
Attenzione e controllo, riflettori accesi sul consorzio Autostrade Siciliane, quelli della Commissione regionale antimafia, che oggi è stata a Messina nella sede del CAS per una serie di audizioni, tra cui il presidente Filippo Nasca e l'assessore regionale alle infrastrutture Alessandra Ricò. Al centro dei lavori della Commissione c'è l'appalto da 10 milioni di euro per il servizio di sicurezza e antincendio nelle gallerie, ma non solo. Ma ci sono altre questioni aperte che riguardano le attività di manutenzione del verde e delle autostrade, e poi c'è da capire anche lo stato degli interventi, visto che l'autostrada Palermo-Messina e Messina-Catania sono tra i punti, diciamo, di maggiore difficoltà di questo consorzio nella gestione. Dubbi e sospetti sugli investimenti e sulle procedure alimentati dalle tante inchieste giudiziarie che hanno colpito l'ente, e quindi la Commissione ha voluto sottolineare come l'intenzione è quella di affidarsi al massimo rigore per costruire condizioni di collaborazione. Occhi puntati quindi sugli appalti e sulla gestione del CAS. Il motivo lo ha spiegato lo stesso presidente Cracolici. Questo è uno dei centri di costo più alti della regione siciliana. Ci sono una serie di investimenti, ci sono stati una serie di scandali, ci sono delle procedure con le quali si sono generati molti dubbi e molti sospetti, quindi siamo qui per manifestare non solo l'attenzione ma l'esercizio di una vigilanza permanente nei confronti di questa struttura. Noi vogliamo costruire le condizioni di una collaborazione, ma con il massimo rigore, perché le procedure di gara devono essere procedure di gara vere, non sistemi surrettizi per affidare a qualche amico. Quello che viene contestato, ad esempio, è il ricorso eccessivo alla manutenzione straordinaria con appalti esterni, quando invece si potrebbe intervenire prima e gradualmente con interventi ad opera di personale interno. Gli aiuti della mafia alle famiglie dei carcerati finiscono nel mirino degli investigatori. Per la prima volta scatta il sequestro delle somme destinate ai parenti dei parenti appunto finiti in carcere. Sono due degli episodi nei quali viene contestata la ricettazione nel corso dell'operazione Vincolo contro il clan di Porta Nuova. Manlio Viola. Finiscono sotto sequestro i soldi destinati dalle famiglie mafiose palermitane al sostentamento dei parenti dei carcerati. Sono al momento soltanto due gli episodi nei quali è stato possibile accertare la provenienza illecita del denaro e fare scattare il sequestro per piccole cifre pari a circa 1.700 euro in totale, ma l'operazione dei carabinieri contro i clan apre una nuova frontiera nella lotta a Cosa Nostra. Oltre al sequestro delle somme scatta infatti la denuncia per ricettazione per i destinatari degli aiuti della mafia alle famiglie dei carcerati. È solo uno degli aspetti dell'operazione Vincolo condotta dai carabinieri del comando provinciale di Palermo, che hanno eseguito 20 ordinanze di custodia cautelare, di cui 7 in carcere, 2 obblighi di dimora e 11 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di esponenti ritenuti appartenenti alla famiglia mafiosa di Portanuova e accusati di associazione per delinquere tipo mafioso, estorsione, associazione ordinaria finalizzata al traffico di stupefacenti, spaccio, ricettazione, favoreggiamento personale, porto abusivo d'armi, tutti reati aggravati sempre dal metodo e dalle modalità mafiose. Le indagini sono scaturite da un fermo per l'omicidio di Giuseppe Incontrera del 5 luglio dello scorso anno e dalle operazioni che sono seguite, 20 e 22, sempre di luglio dello scorso anno, ma anche come prosecuzione delle altre operazioni antimafia di dicembre 2022 e febbraio 2023 chiamate Centro e Centro 2. Estorsioni e droga erano gli affari del gruppo. Le indagini hanno consentito anche di ricostruire un'estorsione ai danni di un imprenditore nel settore delle scommesse sportive e delineare la struttura dell'associazione direttamente collegata al mandamento mafioso, responsabile, secondo le accuse, di un fiorente traffico di cocaina, eroina, hashish, marijuana e crack. Rischiano grosso ad Acireale, siamo in provincia di Catania, le persone che non fanno la differenziata e gettano i rifiuti in strada vengono filmati e multati. C'è perfino il sequestro dell'auto. Adelaide Barbagallo. Sindaco, questo è uno degli ultimi video che lei ha ricevuto. Si vede una macchina con un cittadino che scarica in maniera del tutto abusiva la propria spazzatura in maniera veramente incivile. Pugno duro contro gli incivili. Alcuni nostri telespettatori ci hanno segnalato tramite il numero WhatsApp 342 74 55 005 quanto avviene ad Acireale. Alcune telecamere mobili filmano chi non fa la differenziata e getta rifiuti in strada, sprezzante di ogni regola.
Sono previste multe molto salate, oltre i 200 euro, e persino il sequestro dell'auto. Tutto avviene alla luce del sole. Ogni giorno arrivano agli agenti di polizia municipale e al sindaco, che ce le mostra, immagini di questo genere. Nella frazione di Aci Platani ci sono già dei sacchi in strada, sta per formarsi una mini discarica. Assistiamo al lancio del sacchetto da un'auto. Chi sta al volante rallenta e si sbarazza così della spazzatura. E qui vediamo invece scaricare perfino un forno a microonde e altro materiale. La scorsa settimana addirittura personalmente ho bloccato una persona che veniva da Riposto e che scaricava in via Volano, quindi vicino Capomolini, dei sacchi con del materiale edile proveniente appunto da Riposto. Ad Acireale, come in tanti altri comuni della Sicilia, c'è però anche un'altra piaga legata ai rifiuti, è quella dei tanti evasori, delle persone che non pagano la tassa. Un problema ben conosciuto dai sindaci e non tollerato dai cittadini onesti, che chiedono a gran voce che vengano stanati i furbetti. Continuate a segnalarci le cose che non vanno e che secondo voi meritano denunce. Scriveteci e inviate dei video a TG Sicilia, Sicilia 24 al numero 342 74 55 005. Ditelo al vostro TG, ci occuperemo delle vostre segnalazioni H24. Adesso breve pausa e torniamo con altri servizi. Eccoci in studio il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, oggi a Palermo al cimitero dei Rotoli per un sopralluogo nel luogo simbolo delle emergenze cimiteriali. Marco Gullà. Una picconata alle tombe abusive dopo lo svuotamento dei depositi dove giacevano centinaia di bare. Al cimitero dei Rotoli di Palermo si lavora per mettere fine ad un'altra emergenza, quella appunto delle tombe abusive. E per l'occasione era presente anche il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, emergenza quindi ormai terminata in un cimitero che è stata la fotografia grigia degli ultimi anni di amministrazione Orlando. L'amministrazione comunale di Palermo ha fatto in 6 mesi quello che non è stato fatto in 6 anni. Il primo atto che ho compiuto da Ministro per la Protezione Civile è stato la messa a disposizione dell'amministrazione comunale, della gestione commissariale, una risorsa finanziaria di 2 milioni di euro e una scadenza di 1 anno. Credevo che 1 anno potesse essere sufficiente, mi sono sbagliato, in 6 mesi sono riusciti a fare davvero miracoli. Musumeci torna su quella che è stata un'emergenza indecorosa per la Sicilia e per Palermo. Davvero sono felice di avere potuto per la mia terra fare quello che era necessario fare e mi compiaccio, sono qui anche per questo, mi compiaccio con l'amministrazione comunale per questo sforzo in termini di efficienza, in termini di organizzazione. Forniamo un'ulteriore affermazione della legalità procedendo all'inizio delle operazioni di abbattimento di 72 sepolture abusive che per decenni non sono state mai oggetto di una rimozione strutturale, ma anzi inopinatamente sono state anche utilizzate dalla stessa amministrazione in tornate successive per in qualche modo non ridurre il numero delle sepolture disponibili. Nelle prossime settimane altro passo, verrà riattivato il forno crematorio. Ecco, c'è gli spettacoli sold out per il concerto di Giorgia al Teatro Greco di Siracusa. Adulti e ragazzi hanno sfidato il caldo per cantare e ballare i pezzi più belli della cantautrice romana. Ma la stagione dei concerti in Sicilia continua ancora. Roberta Lunghi. L'unico concerto siciliano di Giorgia ha illuminato il Teatro Greco di Siracusa. È bastata la sua voce unica a rendere magica una afosa serata di luglio e sono bastate le sue canzoni a mettere il caldo in secondo piano già dall'inizio, con un brano emblema della vita dell'artista, Gocce di memoria. Blue Live Outdoor, viaggio nei più spettacolari festival estivi d'Italia e fusione tra la bellezza dei luoghi e le nuove libere sonorità del suo ultimo album blu, capace di mescolare ritmi contemporanei e venature R&B in canzoni non confinate in etichette preconfezionate. Parlano di me,
scaletta ricca di ricordi, omaggi, canzoni da ballare, non manca lo spazio per il suo grande ritorno sanremese con parole dette male. A spezzare il buio nella cavea del Colle Temenite, oltre ai fari, le immancabili torce dei cellulari. L'atmosfera così è ancora più bella e naturalmente c'è chi immortala qualche spezzone per dire io c'ero. Vorrei illuminarmi l'anima. La lunga estate di musica non finisce qui. Da Palermo a Taormina, passando per Catania e Siracusa, tanti gli artisti che hanno scelto la Sicilia per il loro tour. Il calore dei siciliani lo ha ricordato anche Giorgia, tra gli applausi degli oltre 4.000 spettatori. Una breve pausa e poi lo sport. Catania sempre attivo, siamo al calcio, sul mercato le trattative per 3 centrocampisti e 2 attaccanti sono state già definite, si attende l'ufficialità. La Neri continua il lavoro per completare l'organico in vista del ritiro. Marco Carli. Prende forma il Catania della Serie C. Dopo Chiricò e prima dell'avvio del ritiro sono stati già perfezionati altri arrivi. In un caso si tratta di un ritorno, quello di Marco Chiarella, grande finale di stagione l'anno scorso con 5 gol come quello bellissimo che vedete realizzato con la Vibonese, 3 assist. Il DS Laneri ha trovato l'accordo con il Pescara, il valore è doppio perché adesso il giovane è anche di proprietà del Catania. Poi c'è un trio a centrocampo. Di Michele Rocca si sa da tempo, classe 1996, ultima esperienza a Novara, 3 reti e 2 assist. L'obiettivo è costruire una squadra pronta ma che possa anche rappresentare la base per il futuro. Riccardo Ladinetti ad esempio è un classe 2000 che va a dare l'impronta al centrocampo. Sardo, scuola Cagliari, ottima stagione a Pontedera, un gol bellissimo che vediamo ma anche tanta sostanza. Roberto Zammarini, altro classe 1996 svincolato dal Pordenone, mediano e mezzala nell'ultima stagione praticamente sempre presente e una carriera che dal Mantova l'ha portato anche a Pisa. 3 innesti di valore per il centrocampo nel momento in cui Lodi ufficializza l'addio e oltre a Chiarella un altro giovane pronto per l'attacco nel 4-3-3 di Tabiani è Milos Bocic, serbo, classe 2000 lanciato dall'Udinese, buona prima metà di stagione scorsa a Frosinone in B e in arrivo dal Pescara. Anche il suo cartellino diventa totalmente di proprietà del Catania. La Neri continua a lavorare, gli obiettivi non mancano, in porta, in difesa con 2 centrali, Quaini e Tiritello, Cuomo e Salvatore Monaco, i nomi accostati al Catania, e in attacco dove deve arrivare il bomber e si punta anche ad un altro giovane che completi il reparto da affidare dal prossimo fine settimana a Tabiani e al suo staff. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per l'ascolto e buona serata.